C'è chi dice no e sono in tanti, tantissimi, residenti, cittadini, associazioni, comitati. E poi c'è chi no avrebbe dovuto dirlo subito perché sapeva tutto dall'inizio e perché chi tace, in questo caso, acconsente. Acconsente a distruggere l'ultima grande area verde agricola di Bassano. Un colpo al cuore e al polmone della città che corre il rischio di accasciarsi a terra, anzi sul cemento di San Lazzaro, per non rialzarsi più, o almeno per non rialzarsi più come prima. L'amministrazione comunale di Elena Pavan ha ricevuto migliaia di firme di dissenso in merito al progetto di industrializzazione dell'area, centinaia di attestati di protesta da parte dei bassanesi perché non si doveva arrivare a questo punto, non si doveva mettere a rischio il presente e il futuro di San Lazzaro. Sulla zona, lo ricordiamo, incombono 4 progetti, 3 ad ovest della Roggia Rosà e 1 a est. In particolare, nell'area verso via Rambolina sarebbe previsto un capannone che da solo misurerebbe 70.000 metri quadri, così grande da riuscire a coprire l'intero centro storico di Bassano. Quelle aree agricole, sostengono i firmatari della petizione, sono patrimonio della città e hanno caratteristiche paesaggistiche uniche. Il sindaco Elena Pavan ha ancora una volta rimandato tutto al prossimo consiglio comunale. Entro fine settembre dovrebbe decidere sull'esito della richiesta inoltrata. I cittadini e noi vogliamo sapere se l'amministrazione intenda o meno preservare una delle ultime aree agricole di pianura. Le deroghe esistono e per legge sono possibili se si vuole tutelare un patrimonio della città. La volontà dei cittadini, oramai più di 2000, nero su bianco, è chiara. San Lazzaro deve restare così com'è. Non ascoltare la città, cosa troppo spesso verificatasi in questi anni di governo Pavan, stavolta, più che una mancanza di rispetto, sarebbe un danno che Bassano rischia di pagare a caro prezzo. E intanto piovono messaggi dal testo chiaro. Sindaco Pavan, giù le mani da San Lazzaro.